ci siamo quasi. Salve a tutti, buonasera! Buonasera, siamo in diretta, siamo in diretta. Questa sera, avevo già anticipato nei post, ci sono con me Kevin Believe. Kevin, saluta, presentati. Siamo in diretta, siamo in diretta. Ci siamo. Allora ragazzi, lui è Kevin, non so se siete iscritti al suo canale, ma vi consiglio di farlo perché è un ottimo creator e mi fa veramente divertire tantissimo. E invece loro sono le vincitrici del contest di questa settimana. Salutate. Ciao vincitrici del contest. Ciao. Allora, io stasera ho messo due argomenti di cui vorrei parlare con voi e con le persone che seguono la live, ovvero community italiana e selfie mortali, perché non so se avete sentito che ultimamente stanno morendo tante persone per farsi selfie, cose assurde, cioè cose fuori di testa. Quindi innanzitutto sappiate che noi leggiamo i vostri commenti, quindi potete commentare dovunque volete, potete dirci quello che volete, pure che il pane giù casa vostra è più buono del mio, non ce ne foto, però comunque lo leggiamo. Comincerei subito a parlare con il primo argomento, che è quello della community italiana. In questo caso interpello Kevin, che è, insomma, fa parte della community italiana forse da più tempo di me, no? Da quanto tempo sei su YouTube? Allora, il primo canale nel 2006, poi me l'hanno chiuso per il copyright e ne ho aperto un altro nel 2008, quindi sono un bel po' di anni, dai. Molto più di me, quindi. Quali sono stati i cambiamenti radicali della community italiana nel tempo? Io ti dico, quando ho iniziato c'era Fred Matano, Clio e Wilbush, basta. Poi ho scoperto dopo Pio, però era differente, era molto più unita e non c'era il visualizzato. Si tendeva a collaborare di più, e, cioè c'era il ragazzo magari che aveva 1000 iscritti, che all'epoca era come 1 milione adesso, collaborare con chi ne aveva uno, capito? Adesso questo non esiste purtroppo. No, purtroppo no. Guarda solo, cioè collaboro con te, capace che oggi a me, io sono quasi 100.000 iscritti e non da nessuno. Se io oggi avessi 500.000 iscritti sarei su tutti i canali a collaborare, capite quello? Anche con la stessa persona. Si sta perdendo, principalmente la cosa più brutta è che si sta perdendo un po' lo spirito di... Esatto. YouTube è nato come community, ormai è nato solo per soldi, ora come ora. Secondo me, come l'ho vissuta io, poi... Ci troviamo con lo stesso pensiero, purtroppo, perché 3 anni fa circa, quando ho cominciato pure io, sentivo un divertimento diverso, cioè sentivo un'armonia diversa, nel senso che ricordo che ho collaborato con i French Mall e avevamo orientativamente su per giù lo stesso numero di iscritti, e non c'era tutto questo product placement, agenzie eccetera eccetera, che non condanno, attenzione, che non è che dico... E su questo hai ragione, però non ne lo condanno neanche io, anzi secondo me va bene, perché comunque la gente non sa quanto tempo ci mettiamo, quanto spendiamo di soldi, soprattutto di tempo per fare dei video. Si pensa che in 1 minuto tu li fai, però le agenzie ti aiutano anche a fare qualcosa, cioè guadagnarci di più, fare delle serate e altro. Però è morta la community, perché ormai si fanno solo per gli interessi. Ad esempio, io senza fare nomi, qualche giorno fa c'è dei youtubers che mi seguono, che commentano quasi tutti i miei video e hanno molti più iscritti di me. Io ho scritto su WhatsApp se gli andava una collaborazione. Mi hanno risposto che era fantastica, però non potevano farla con me perché io sono mal visto come quella storia di Favij, e quindi loro che il pubblico è lo stesso di Favij, sarebbe stata una cosa negativa perché potevano perdere qualche iscritto. Quindi questo già racchiude il tutto, cioè non collabori con me perché altrimenti perdi gli iscritti, però tu mi piaci. È un po' una frienzonata, sai, una ragazza, mi piaci però non posso stare con te. È la stessa cosa. Sì, no, ma io l'ho detto tante volte, tra l'altro io seguo molto spesso e con molto piacere Simone Fancazzista, che a volte fa vlog, insomma, gli ultimi vlog che sta facendo mi piacciono tantissimo, soprattutto perché parla di community e dice cose vere, tipo la crisi dello youtuber medio,
che a un certo punto dice basta, non voglio fare più video perché i numeri non sono più quelli. Quella è anche una fase che abbiamo passato tutti. E in una delle sue live si parlava proprio di questo, e il mio commento fu semplicemente dire la differenza che trovo tra la community italiana, tra gli youtubers italiani, e parlo di e posso fare di nomi perché li conosco, cioè nel senso lo conosco anche da vicino. Parlo di Alberico, parlo di Leonardo, parlo di Simone Vaciello, parlo di tante persone, parlo dei The Show che ho avuto il piacere di conoscere a Roma per il convegno di Google, eccetera, eccetera. Tra questi, uno, forse due, ancora oggi riescono a dire ok, sti grandissimi cazzi che il tuo canale è più piccolo, facciamo una collaborazione solo per il piacere di farla perché mi sei simpatico. La chiusura che abbiamo noi qua in Italia è io sono famoso e tu non devi esserlo. E esatto. Questa cosa è brutta perché non dà la gente ha paura che gli rubi gli iscritti, sembra così. No, ma io invece penso che lo spirito dovrebbe essere proprio condivisione. Ma che poi è nato così, cioè darsi la mano e continuare cioè, insieme, no? Salgo io, sali tu, sale lui, sale quell'altro. No, ma funzionerebbe, se uno fosse intelligente e lungimirante penserebbe. Io per esempio, da quando ho cominciato ho aiutato tanti canali che erano molto più piccoli di me, che oggi sono diventati molto più grandi di me e che oggi non mi cagano. Cioè, parentesi. Comprendo. Dovrebbe essere così, cioè nel senso, io sono un canale medio, tu sei un canale piccolo, io ti aiuto a crescere, perché magari ti ho una visibilità che non riesci a raggiungere per tanti motivi che conosciamo di YouTube, che soffoca visualizzazione, eccetera, eccetera. Una volta che tu sei arrivato in alto, dovrebbe essere una cosa, parliamo di umanità in questo caso, che ti dovrebbe di spontaneo dire tipo, ok, adesso ti tiro su io. Cioè, ma sì, esatto, invece si prendono la mano e poi dopo la tolgono. Quando sono sì, è una cosa tristissima, è una cosa tristissima. Io voglio parlare un attimo con le nostre due ospiti di stasera e chiederle da quanto tempo seguono YouTube, YouTubers, chi avete cominciato a seguire, come vi è venuta la passione di YouTube. Vai ragazzi, a voi la parola. Allora, io all'inizio ho cominciato a seguire Leonardo De Carni, tanto. Sì, anch'io. E poi man mano abbiamo cominciato a seguire Franco Matano. Franco Matano è proprio all'inizio. Quindi voi oggi guardate più YouTube o più televisione? No, più YouTube. E perché? È perché voi YouTuber, diciamo, ci fate ridere di più. Molte cose diverse, è più bello. È più bello. È più vero. Mm-hmm. E oggi chi è che seguite assiduamente? Sì? Allora, te, Leonardo, Frank, un po' di Sì. Quindi questa è un'altra cosa, Kevin, che fa capire tanto, nel senso che anche il ruolo dello YouTuber per ragazzi che seguono è una cosa bella, e soffocare la community solamente per una forma, tra virgolette, di egoismo e togliere la possibilità anche a ragazzi che magari cercano dalla mattina alla sera nuovi YouTubers da seguire, ma che purtroppo non li trovano perché ci sono solo quelli. Ma è verissimo. Ma poi, a parte questo, tipo, dico anche dare una mano a chi se lo merita realmente. Ad esempio, non so se conosci, c'è un ragazzo, Zero-X. No. È una bomba. Lui fa video, io con lui abbiamo iniziato praticamente anni fa. Il mio primissimo video era stato per un contest della PlayStation nel tipo 2006, così. E lui arrivo primo e io secondo. E poi aprimo un canale YouTube, no? Io qualche anno prima di lui. E lui è una bomba, cioè credo che artisticamente, sia come dalla recitazione al montaggio a tutto, alle conoscenze tecniche che ha, sia il numero uno in Italia. Però guardi gli iscritti e le visualizzazioni sono le mie che avevo 5 anni fa, capito? Questo mi dispiace, cioè se io avessi il potere lo aiuterei una persona così, no? Come aiuterei anche altre persone, però purtroppo in Italia no. Io sono sicuro che se lui fosse stato un youtuber americano avrebbe avuto milioni di iscritti. Sì, ma pure perché in America c'è sta cosa di non scambiarsi iscritti, ma collaborare con le persone che ti fanno divertire, insomma.
Esatto. Io ho collaborato, sì, ho collaborato con molti più canali più piccoli di me piuttosto che con canali più grandi. Anch'io. L'unica eccezione è stato con Daniele, Doesn't Matter, Sì. 3-4 anni fa, che lui aveva già superato i 100.000 iscritti, io ne avevo 3-4.000, e abbiamo fatto 2 video insieme, e lui non si è posto il problema che io avevo 1/10 dei suoi iscritti. Mentre quando ho fatto la collaborazione con De Carli e Clapis, De Carli aveva qualche migliaio di iscritti in meno di me, e Clapis erano più o meno lì. Quindi l'unica eccezione è stata con Daniele, che ho potuto... Invece io proprio con Leonardo è stata la prima volta che mi sono reso conto che per fortuna ci sono ancora ragazzi che fanno YouTube con lo spirito, nel senso che De Carli mi invitò in live dopo circa 8 mesi che io facevo video, quindi avevo tipo 40.000 iscritti, una cosa del genere, però lui già era molto molto in alto. E ancora oggi è una persona di cui io parlerò sempre bene, perché si comporta veramente da grandissimo amico, nel senso che fa cose che altri non fanno assolutamente, ti dice cose che altri non ti dicono, ti motiva, se ti può dare un aiuto ti dice fai così, non fare così. E la cosa che mi ha sorpreso, che è stato forse l'insegnamento più bello da parte di Leonardo per me, è stato: fai video soltanto quando ti diverti. Esatto. Nonostante molte persone dicono siete youtuber, qualcuno può dire pure siete coglioni perché perdete tempo sul web, c'è una grandissima responsabilità che non è il numero di iscritti, sono le anime dietro quel numero, ovvero dei ragazzi che stanno là, che aspettano il tuo nuovo video perché si vogliono divertire, perché si vogliono distrarre, eccetera, eccetera. E quindi tu devi star là a proporgli qualcosa. Diventa quasi, per un certo verso, può diventare forzato far video, ed è una cosa sbagliatissima. Perché penso che tu me ne possa insegnare che si vede quando una cosa è forzata e si vede quando magari se pure il video è carino, però c'è un qualcosa che non viene trasmesso dall'altra parte. Esatto. Per esempio, voi ragazze siete state mai deluse da un video di qualcuno che seguivate perché magari vi aspettavate qualcosa di diverso? Sì, a volte sì. Da chi? Lo potete dire, non ci denunciano. Cioè, lo potete Potete anche Mi piace Alberico. Alberico, non gli piace. Sì, sono un po'... po'? Alberico di Giglio. Ok, quindi siete ritrovata, tra virgolette, delusa da un qualcosa. E quindi bisogna capire che gli youtubers hanno in generale una grandissima responsabilità, perché almeno a me arrivano messaggi che a volte mi danno una carica di dolcezza assurda, cioè quello che noi facciamo sul web, seppure per noi sia una cosa tanto normale, perché per me è normale mettermi in camera e fare cazzate e montarle perché mi diverto, dall'altra parte ci sono dei ragazzi che la vedono come un regalo, ecco, proprio il termine giusto, come un regalo. E per quanto riguarda me non c'è niente di più bello che fare un regalo a una persona che tra l'altro conosci ma non conosci, poi magari la puoi conoscere a qualche raduno. Quindi speriamo che questo spirito di YouTube piano piano ritorni e accendiamo qualche cero. ah sì, ma magari sarebbe bellissimo tornare. Io sono solo 3 anni che sto su YouTube e ho visto un cambiamento che è stata una cosa assurda, cioè ve lo giuro che passo geni sui video, nel senso che fate un video, io per esempio per fare il video di Canazzo, Sì. la parodia di Jessica Diamo, ci ho messo 5 giorni tra in casa, parliamo in casa, registrato con il green screen, montato, post produzione, audio, eccetera eccetera, un video che tra l'altro è stato visualizzato poco rispetto a quanto mi aspettassi, perché diventa poi pure, insomma, l'aspettativa è una cosa che tante volte ti demoralizza, no? Meglio mettere un video e dire vabbè, vediamo come va. Esatto, io prima ero così, c'è stato un periodo, subito col premio di Famigei, che ogni video che mettevo in 3 giorni superava i 100.000. Poi dopo questa pseudo magia è svanita, perché la gente poi mi seguiva solo nella speranza di un video su Famigei.
E quindi là io ero lì per lasciare, perché dicevo, cazzo, prima ne facevo 100.000 in 2 giorni e adesso ne faccio 10.000. Poi ho iniziato a caricarli, è una cosa brutta, però anche bella, non guardavo neanche più i commenti. Cioè io lo caricavo, boh, lo mettevo, perché volevo metterlo così. E poi i commenti li leggevo dopo qualche giorno. E dico, facendo così mi sentivo meglio perché non so, una sensazione come se fossi tornato anni fa, capito? Il piacere di caricarlo e condividerlo. Poi quello che la gente pensa ne può fottere di meno, capito? Quello Certo. no, per me è per strappare qualche sorriso. Se ti piace bene, se non ti piace ame. E ti dico che la vivo meglio adesso. Sì, no, io penso che sia il modo migliore. Quello che ha rovinato un po' Facebook, YouTube è stato pure Facebook, il fatto che Facebook stia diventando un portale più di video che di post ormai. Si rende conto che basta un cellulare e Facebook e si diventa, tra virgolette, popolari. Però la cosa che mi fa stare più tranquillo è che comunque su YouTube ci sono video un po' più curati, belli, fatti bene, diciamo. Su Facebook vanno un po' più le cazzatine, no? Quindi video alla veloce. Però il problema è che, visto che Facebook ormai è una superpotenza, diciamo che il post su Facebook gira molto di più, diventa poi a un certo punto la cosa di dire, ma aspetta, io faccio un video curato per cosa? Per farmelo soffocare e magari farlo vedere a 1/10 delle persone che mi seguono? E là ti vengono altri dubbi. E quindi a un certo punto ti esploderà la testa e non si capirà più niente. È vero. Allora, io vorrei lasciare la possibilità alle ragazze di farci una domanda qualsiasi. Vai, andate, fanciulla. Allora, la cosa più stupida che avete fatto? La cosa più stupida che abbiamo fatto. Sì. Io sono nato. Io sono nato. Addirittura. No, sto scherzando. Kevin, cominciato così, io ci penso intanto. Allora, la cosa più stupida? Anzi, no, dico la figura di merda, tanto è la cosa più stupida, uguale, no? Allora, la faccio in sintesi, l'avrò raccontata milioni di volte. Facevo quarta, superiore, anche perché media non esiste, e una mia compagna, arrivata a casa su Facebook, mi scrive: ciao Kevin, sono la mamma di questa ragazza, mia figlia parla sempre di te, dice che fai video, sei simpatico, a scuola la ferita, e continuava. Io quel giorno ero un po' spostato e ho detto: senti, non mi prendere per il culo perché so che sei tu, no? E lei continuava. Dopo un po' lei diceva: ma mi dice anche che sei educato, no? Dopo un po' io, sai quelle giornate no? Alla gue pequeño commette viso, io avevo risposto male e gli ho dato della puttana. No. Oddio. E questa è una delle mie migliori amiche, non so perché l'ho fatto. Posso dirti una cosa? Il giorno dopo c'erano le assemblee di classe, c'era la mamma ed era lei, cioè la madre mi ha fermato. Bel linguaggio, io ci sono rimasto, ero così. No, è cosa brutta e imbarazzante della mia vita. No, ci pensi che magari la mamma veniva e diceva: guarda che ero io su Facebook, e tu continuavi a fare ancora che mi prendi per il culo, stronzo. Invece la mia figura di merda più brutta è stata in seconda media. Allora, tutti abbiamo delle arie, molti se ne danno di arie, altri invece le fanno. Io dovevo fare una puzzetta, ragazzi, ve lo giuro, ce l'avevo proprio all'uscita del culo, cioè era proprio al casello, solo che la trattenevo perché cercavo, sai, di farla tornare su. Entra la professoressa di francese, non so cosa cazzo mi va nel naso, mi scappa uno starnuto, forte. Insieme allo starnuto io ho fatto una scorreggia che era imbombata in mezza scuola e la professoressa di francese disse: oh mon dieu, chi è stato? Io mi guardai intorno e c'era quello, diciamo, il babbasone della classe, mi guardai intorno e feci: lui. Tutti i miei amici lo prendevano in giro, però io avevo una migliore amica che era seduta dietro me,
Dopo un quarto d'ora mi girai e dissi: Rossella, lo sai, l'ho fatta io la scorreggia, pensando che lei tenesse il segreto. Lei si alzò e disse: ah, allora l'ha fatta lui la scorreggia. Oh, che infame! Sono morto, sono morto. Sono morto, è stata una cosa veramente molto brutta. Brutti. Aveva le pasta allora sarà il casello. Oddio. Allora, leggiamo qualche commento. Guarda, che figura in merda Kevin, dice Giusy. Diego, sì. Checco Caruso che dice: Diego scorreggia al naso. Checco, ma sei tu che hai la faccia da culo, no? Ma perché non sei entrato in live? Che? Dora Barbato dice: mia madre sta ridendo, aiuto. Perché è una cosa strana. Mon Dieu. Mon Dieu, chi è stato? Checca YouTuber, ciao! Ciao! Deve entrare che così, infatti. Dora Barbato dice: Diego, che ti davano da mangiare? Non lo so, ti giuro che non mi ricordo cosa mangiavo. Allora, di una cosa ne sono certo: io quando ero piccolo bevevo tantissimi succhi di frutta a pera. Quindi questa cosa, ah sì, questa cosa che te lo dico a fare? Io cacavo in tutto il mondo, perché succo di frutta a pera è male. Quindi, ciao Mela Ferrara, ciao Antonella Amoroso, ciao Ralph. Antonella ce l'ho salutata. Run Slayer, vogliamo Valentino. Ma a quanto pare Valentino ha avuto dei problemi. Nick Games 90 dico, sei proprio fiero. Sì, ve lo giuro che io ero contentissimo di fare puzzette che poi capito? Tipo la bomba di Hiroshima, mi si formava il cerchio intorno. Una cosa strepitosa. Ha fatto più scorregge che assenza a scuola, vi dico la verità. Allora ragazzi, nel frattempo fate un'altra domanda. Comincia a rispondere Kevin, io intanto sento Valentino e vedo perché non riuscirà a entrare in live. Cos'è che avete sempre voluto provare? Non ho capito un cazzo, scusa. Cos'è che avete sempre voluto provare di nuovo? Sempre voluto provare di nuovo. Non ho idea. Cioè, dipende se parli di... non lo so. Ho fatto ogni genere di video, mi manca il porno. Però non... Lascia stare Kevin, lascia stare, che figure in merda, non le fai. Infatti, non ne sarei in grado, capito? Quindi... Però seriamente parlando ho fatto quasi tutti i video, quasi tutti i generi, dalla parodia musicale al gameplay, nel canale gameplay, al prank, allo sketch, al video comico, alla parodia, all'improvvisazione, cioè ho fatto tutto, quindi non c'è Allora, altro. sentiamo la telefonata di Checco Caruso in diretta. Checco? Mi volete sentire? No, Checco, non ci vogliamo sentire. Te l'ho mandato il link, Checco. Sì, te l'ho mandato su messaggio privato. Ragazzi, questo è Checco Caruso, ignorante e scemo dalla nascita. Facci un beatbox. Aspetta, te lo rimando, te l'ho appena rimandato. Qui entra, ciao. Ok, quindi tipologia di video si parlava. Sì, una cosa che avresti voluto fare. Cioè, a me sarebbe piaciuto fare il gamer. Che nerdone. Sì, sono proprio non me nerd. Comunque, no, mi sarebbe piaciuto fare il gamer perché io sono nato, io sono del 91, quindi fatevi il conto. Sono nato proprio nell'anno d'oro della PlayStation, quindi mi sono riuscito a godere già la PlayStation 1. Mi piace tanto giocare, poi mi diverto. Non so se avete visto Outlast, ho fatto qualche video di Outlast e io amo i giochi horror, seppure io mi caghi su. Ti caghi sotto per ogni anno. No, per i succhi di frutta a pera, non per... No, io invece ho una malattia con la Play, perché io ogni gioco che prendo devo platinarlo, devo prendere tutti gli obiettivi. E quindi ci passo tutta la notte, tutte le notti finché non lo platino. Allora poi prendo il gioco successivo, capito? È una droga. No, io invece mi rassegno, cioè mi basta completare la storia principale, poi sto bene. No, beato te, ti invidio. Sto bene con me stesso. Infatti quello che ho fisso è sempre FIFA, perché FIFA è interminabile, quindi... Esatto. Allora, Federica Laganà dice: ti piacerebbe fare il gamer e non mi accetti tra due amici su PlayStation Network. Ma non, ragazzi, io sto senza più PlayStation Network in questo periodo. Devo fare l'abbonamento. Dio, qual è stata la tua relazione più bella? Salutami con il nome Pacos, Martuscello Pasquale, il tuo zainetto. Porca troia. Ciao Pasquale, la mia relazione più bella
Ma tra amici intendi, o con fidanzate così? Quello che ve ne fotte. Credo intenda fidanzare. Allora, Kevin, ma spiega un po' pure la tipologia di video principale che fai tu, perché tutti abbiamo una tipologia principale e poi c'è tutto quello che si fa oltre. Ah, ok. La mia forse è entrato Checco Caruso. Checco Caruso! C'è un applauso. Bravo Checco! Boxer. La tipologia di video mia vera, come ho esordito su YouTube, è stato un prank. Facevo dei a scuola, che so, le macchinette, mettevo il tè alla pesca, vuoto, stronzate senza senso. Fantastico. Poi ho iniziato e mettevo le musichette di fondo, no? Dal metal, poi mi hanno chiuso per copyright. Allora ho detto, cazzo, devo cambiare video, perché non ho pensato, no, non posso mettere l'audio e non la musica. Ero ritardato, cioè lo sono ancora. Allora ho iniziato a fare dei sketch comici, sketch, parodie, così, e alternate al prank, quindi direi 50-50 tra sketch comico e prank, perché un canale è iniziato con i prank e l'altro con gli sketch comici, capito? Quindi... Questa domanda mi viene da farla pure a loro. Avete mai pensato voi ragazzi invece di aprire un canale YouTube? Sì, abbiamo pensato, però non l'abbiamo mai fatto perché abbiamo paura. Vergogna. Ora che non mi mangiano, credo. Però... No, paura no, dai. Cioè, vabbè, comunque non abbiamo manco mai tempo, quindi... Ma dai. Se vi consola, quando io ho aperto il canale la prima volta, i miei compagni mi prendevano in giro. Tutti i giorni. Quello fai video su internet. Poi dopo sono diventato l'idolo dopo 2 o 3 anni. Però quello fai video su internet. Quindi se ce l'ho fatta io a non suicidarmi anche senza il selfie, potete farlo anche voi. Cioè, alla fine... fatelo, no? Cosa ve ne frega del giudizio della gente? Sì, no, infatti anche io quando ho cominciato avevo degli amici che mi prendevano in giro. Cioè, che tipo filmavano gente a caso e dicevano lo conosci, lui è Diego YouTuber, e la gente giustamente diceva chi cazzo hai visto? Questa cosa mi creava abbastanza disagio, nel senso che cercavo di esorcizzare la cosa scherzandoci, però mi dava fastidio. Poi col tempo mi chiamano, mi chiedono di uscire e io gli dico ma la bocca a mamma, non voglio uscire. Questa cosa il punto iniziale è un classico. Sì, pensateci, ragazzi, comunque di aprire un canale. Cioè, sì, pensateci. Vedremo. Ok, ci proviamo. Non lo so. Vi chiamerete non lo so. Che bello, il nome del canale sarà non lo so. Non lo so. Lei non lo so. Lei non lo so. Perché poi non ci fai una parodia addosso, è tutto bene. No, non mi permetterei mai. Non è vero, forse sì, lo farei. Però che sia chiaro, abbiamo detto il nome, vogliamo il 20% delle entrate. Esatto, perché noi siamo un'agenzia. Esatto. Allora, chiedono tutti i big che parlano di aiuto ma nessuno che ci aiuta. Gabriele Bagnato. No, Gabriele, invece no, perché se tipo a me si hanno segnalato tanti canali conosciuti, io li ho guardati e con tanto piacere ci ho collaborato. Quindi magari manda aiuto al canale, cioè per me è un piacere conoscere nuovi canali e poter aiutare. Quel Gabriele è un bastardo, perché io gli ho messo i feed e gli ho anche condiviso i video nella mia fanpage. Quindi non diciamo stronzate. Gabriele Bugiardino. Benny, puoi entrare? Gabriele, sì. Benny Bugiardino. Allora, Federica Rescigno dice no ai succhi di frutta a pera. No, perché i succhi di frutta a pera fanno fare cacca, quindi... Kevin, no, Marco si dice Kevin, quello che fanno a me mi criticano sempre un bimbo minchia solo perché faccio video su YouTube, passione che mi ha ispirato Diego Martuccio Pasquale. Credo che ci passiamo tutti dalle critiche da coetanei, poi appena fai un po' qualcosa, ok, comunque la gente apprezza un po' di più, magicamente tornano, quindi se ti criticano e ti prendono in giro non sono amici. Just Killer mi dice parlateci di Fabio che ha sparlato di Kevin. Chi è Fabio?
Non vorrei parlargli per non fargli pubblicità. Praticamente è un ragazzo con evidenti problemi che praticamente tempo fa mi scrisse in modo insistente per avere un'intervista. Cioè, voglio conoscerti mentre ti filmo. Io all'inizio dicevo perché? Cioè, conosciamoci prima, poi fai l'intervista. Poi ho pensato che volesse fare piff e io ho detto va bene. Poi tra lavoro e altre cose non gli ho risposto subito e lui ha iniziato a insultarmi in tutti i social. Quando poi ho rivisto la sua foto, io non ho associato che era lui perché non sto a guardare i profili della gente. E cosa ha fatto? Ha fatto un video di un'ora che io ho salvato, che lui poi ha rimosso, dove mi dava i peggio insulti, ma proprio in malo modo. E non aveva senso. Poi mi sono dicendo io facevo schifo, che non gli ho risposto. E gli screenshot erano palesi, che io lo trattavo bene, sai, ero pure gentile, ero. Però la gente ha guardato solo da parte di Bruno? Oddio, Checco Caruso è appena arrivato. sta male. Qualcuno mi sente? Sì, ti sentiamo, ma non sente un cazzo. Cioè, questa è la webcam di Checco, guardate. No, aspetta un attimo, visto che sto avendo problemi con la webcam, sto col cell. Aspetta. Io vorrei capire perché Checco Caruso parla abbreviato. Allora, the cell phone. Excuse me. Mi volete sentire mentre faccio beatbox? Checco, non ti... Ma com'è che si muore con i selfie? Che me ne Il mio singolo di beatbox spacca, spacca. Ok, mettiamo Checco in muto, così non rompo. Allora, com'è che si muore con i selfie? Hai detto una bella cosa perché voglio trattare questo argomento. Non so se avete sentito in televisione ultimamente c'è stata la notizia che dava una... Oddio, questa luce. Ma che sta creando? Che cazzo di problema hai? Tanto! Sì! Che cosa sembri sembri, non lo so, San Francesco o San Giorgio? Ma anche di mente, Checco! Grazie. Sì! Stavo dicendo, ho visto in TV che l'anno scorso, durante tutto l'anno, 10 persone sono morte, è un bilancio fatto vero, sono morte 10 persone per fare dei selfie pericolosi, tra cui una ragazza che faceva un selfie in macchina mentre guidava. E sta cosa mi ha fatto un po' pensare e vorrei discuterne con voi. Nel senso che ogni momento è buono per un selfie? No, assolutamente. No. Cioè, ultimamente va di moda fare selfie avendo alle spalle un treno in piena velocità. Questa è una cosa tristissima. Ma poi il senso? Non c'è. Per cosa? Per diventare l'eroe degli amici, avere 100 like? Non... Sì, questo si ricollega molto bene al discorso like, che è una droga. Nel senso che abbiamo visto anche magari questa situazione che è successa a te di questo ragazzo che ti ha sparlato, come è successo pure a me ultimamente, un ragazzo che mi ha infamato, mi ha riempito un parolacce di 20 minuti, di mezz'ora tipo. Tutto questo lo si fa per i like, che non capisco poi a che cosa portino, nel senso è bello avere like, perfetto, perché ti rendi conto, c'hai un riscontro di quello che hai fatto e ti rendi conto pure su come modificare il tuo modo di far video. Magari se io faccio più like con l'ascella alzata, il prossimo video lo farò tutto con l'ascella alzata, no? Perché io cerco di dare 20 gol. Ma perché addirittura mettere a repentaglio la propria vita per fare un selfie con un treno alle spalle o che magari sta in macchina che si sta guidando? Non ha un senso. Che cosa? Possibile che si trasuda 10 minuti, 10 stronzate? Come si fa? Ma, tra l'altro c'ha più rumore di fondo. Ok, Kevin, non ho sentito perché Checco stava dicendo cazzate, scusa. No, sto dicendo che Checco ha più rumore di fondo lui che è un phon acceso. Sì, vabbè, ma che cosa? Ha più rumore di un forno acceso perché è un pollo, più che altro. Nick Games 90 dice: Dico, cosa ne pensi di quei canali che fanno lo spam? Bella domanda.
Io lo facevo. Però voglio dire anche... Che cosa, imbecille al massimo? Non so... Questo è spam. No, questo è struzzo, è diverso, ragazzi. Io voglio dire anche una cosa, non è solo i selfie, ad esempio, io lo dico per esperienza personale, il telefono in macchina. Io poi ai miei tempo fa la girei in modo differente. Io per avvisare un mio amico, tra l'altro in modo veloce, cioè prendere il telefono, aprire la chiamata e poi lasciarla in viva voce in macchina, quando facevo quinta ho fatto un frontale della Madonna distruggendo la macchina e potevo rimanerci davvero, quindi cioè, io da lì non ho più usato il telefono in macchina, mentre vai avanti ovviamente. Quindi questa era la chiamata nei selfie, quindi proprio stare attenti col telefono, perché magari puoi nelle strisce pedonali andare senza il selfie, il messaggio e essere preso sotto. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ragazze, voi ci sarete al videogame show? Che cosa? Non abbiamo capito. Suca! No, nel senso... ci sarete al videogame show? No. No. La sapete sta risposta oppure ve la faccio un altro giorno? 50 e 50. Non mi sentiamo. È perché parla pure Checco mentre parliamo noi, quindi... Ho detto videogame show il 17, 18 e 19, giusto Checco? Ok, 17. Ecco, una volta che da parlare non parli, ti rendi conto? Ok, 18, 19 e 20 alla mostra d'oltremare ci sarà il videogame show. Poi ci Non sanno minimamente cosa sia. cioè, non sapete cos'è il videogame show? Allora, il videogame show è una specie di Comic Con, però è incentrato di più sul gaming, su YouTubers. Ho capito. Il 18 di nuovo non potevo dire. Ok, Kevin, con il tuo cappello sei il più fregno, dice. Ma hai visto? Perché se me lo tolgo divento Il dinosaurio Muniz. Cioè, io ti faccio ridere. Dico, cosa ne pensi di quello che sta succedendo per la canzone dei My Dreams? Non conosco questa canzone. Beato. Perché è brutta. La canzone no, è una cover fatta con 2 accordi messi in croce e voci palesemente modificate in post-produzione. Praticamente youtubers che non hanno mai commentato neanche i loro video, appena è uscito il brano, tutti i video e lasciate il feed, capito? No, ragazzi, non sto capendo un cazzo perché abbiamo troppo tutti insieme. Cos'era? Ci sono gli alieni. Che cazzo è? Finalmente si portano a Checco, Ho cacciato Here we go. È Mario. Allora, come cazzo si chiama? Evidenziator, che bellissimo, dice: Diego, fai smettere a quello dietro di te che continua a sciosciarsi con il cappello. Si vedeva. Facendo il castagno, Benny Adriù. Antonio Zambrano dice: Diego, cosa ne pensi invece del dibattito selfie tra Matte e Bise e Gue Pechegno? Allora, Matte e Bise, nonostante non mi piacciono tantissimo, però molti video mi hanno fatto ridere, altri invece no. Penso che abbiano totalmente ragione, nel senso che se uno fa l'artista, quindi di conseguenza ha un pubblico veramente molto vasto, il suo lavoro è proporre cose al pubblico, devi avere non la pazienza, il triplo della pazienza quando incontri un fan, di essere quantomeno, pure se c'è una giornata non fate come Kevin che poi litiga con le mamme delle ragazze, fermatevi, fatevi la foto, siate gentili perché con loro. Quella era una compagna. Era una compagna, ok. Quindi chiunque faccia qualcosa che ti tenga sotto, tra virgolette, dei riflettori, siate sempre umili, siate sempre sorridenti, anche se siete scazzati, perché sennò è finito. Soprattutto se poi beccate gente famosa quanto voi, ce l'avete nel culo.
Ma forse di più, perché la pagina di Matte Bis è molto più grande di quella di Pechegno. Esatto. Però artista lui è un po' più alto, però su social, Facebook, Matte Bis sono di più. Quindi. Assolutamente. Babbo Natale versione estiva. Ah, lui. Benny, sei Babbo Natale versione estiva. Diego, ti piacerebbe fare una collaborazione con Amedeo Preziosi? Amedeo sarebbe quello di più Amedeo? Chi è medio prezioso? Non lo so. Diego, i gruppi scolastici su WhatsApp. Poi voglio dire un'altra cosa. Oddio santo, ragazzi, che casino che avete in casa! Viviana Pizzuti dice che non si fa per essere un amico. Infatti, guarda che a parte che senza offesa era un cesso, però ah, ok, non capiamo. Checco, ci sarà il videogame show? Sì, assolutamente Checco ci sarà il videogame show. Dov'è Valentino? Voglio il beatbox. Valentino non riesce ad entrare in live, magari cercherò di aiutarlo dopo questa live, in modo che settimana prossima sicuro al 100% ci sarà. in modalità privata che lo può vedere. Ma no, ma è strano, sai che gli ho mandato il link, dice che si ritrova da solo, non ci riesce a vedere. C'è l'account Forever Alone, non lo so. Sì, che brutta cosa. Dico, invece tu ci sarai? Sì, raga, io ci sarò tutti e 3 i giorni al videogame show, 18, 19 e 20, e non vedo l'ora perché sono insomma, degli eventi che mi fanno divertire tantissimo. Luca Giordano, hai letto tutti i messaggi, tranne il mio, ti prego, ciao Luca. Prossimo video commento, dice evidenzia Thor, non lo so ragazzi, segnalatemi video, probabilmente proprio sta canzone di cui parlavamo prima, Kevin, forse si potrebbe fare un video commento. Vedremo. Mi chiamo Gaia, non Lorenzo. E poi sta scritto Lorenzo Saccone e ti chiama Gaia, come funziona? Ciao Gaia, non Lorenzo. Non lo so. È un ladro di account oppure un fake clamoroso? Manu di Girolamo, Diego, hai mai pensato di fare una collaborazione con Simone Pacello? Salutami. Sì, vabbè, poi vedremo come fare. Io voglio una collaborazione con Pacello. Tutti quanti lo stanno dicendo. Ragazzi, diglielo a lui, perché è lui che non mi risponde più su Facebook, non so chi. Quindi domandate a lui. Ok, allora io farei fare l'ultima domanda alle ragazze, in modo che rispondiamo a quest'ultima domanda. Ragazze, voi pensateci. Nel frattempo ci tengo a dirvi di passare dal canale di Kevin, andate a vedere i suoi video che fa veramente tante cose che mi divertono. Settimana prossima come al solito qui in live con altri ospiti, se vorrà Kevin di nuovo il benvenuto perché mi ha fatto tanto piacere averti qui in live. Piacere mio, quindi ci vengo. Assolutamente. E ok, smettete di spammare se non riesci a leggere tutte le domande. Sì, infatti sì, è abbastanza dura sta cosa. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi stasera e ci vediamo giovedì. Kevin, fai i tuoi saluti, poi dopo facciamo salutare le ragazze e chiudiamo con l'ultima domanda. Ok, allora saluto tutti, ti ringrazio di avermi fatto entrare in questa live, fantastico, che già di mio non ne faccio tantissime, però mi piacciono farle. Ringrazio le 2 ragazze, future attrici, youtubers e pornatrici, senza offesa, e tutti quelli che hanno seguito, quindi passate nel canale di... Che cazzate. Grazie, voglio. Allora ragazze, salutate pure voi e chiudiamo con l'ultima domanda. Qual è stato il vostro primissimo lavoro? Il nostro? Primissimo lavoro. Ah, il nostro primissimo lavoro, che bella domanda. Vai Kevin, vai. Primissimissimo lavoro. Lavori tra virgolette così a cazzo, facevo delle modifiche. Sì. Facevo delle modifiche per la PSP a scuola, a colleghi. Invece il primo vero lavoro andavo a aggiustare i registratori di cassa in giro per... Quindi rubivi il cazzo praticamente. Sì. Rubavo l'incasso e dicevo... Ah. No, io invece il primo lavoro l'ho fatto a 14 anni, lavoravo in un deposito di vini e liquori ed ero magazziniere a 14 anni, vi rendete conto? Era pieno sfruttamento. Assurdo, cioè assurdo. Arrestate quell'uomo. E voi invece ve la faccio io una domanda, poi chiudiamo qui la live. Che lavoro vorreste fare da grandi? Io e Marina. Ah, bene. Io la professoressa d'inglese. La professoressa d'inglese? Sì. Perché questa cosa?
Perché mi piace l'inglese. Non mi piace. Gli piace a Non te? mi piace, visto? Non mi piace da me. È mio. Sì, la marina va bene, a me piace la marina, pure io ho lavorato in marina, quindi... Basta, non fare l'insegnante di inglese, ti prego. E che devo fare? Non lo so. Io perché le insegnanti sono tutte quante stressate, cioè le insegnanti sono troppo stressate. Poi sono nervose, stanno. No, io no, io... Penso di no. Fai la benzinaia. Sì, ok. Tanto è più redditizio. La benzina odora, la benzina odora. Eh. Ok, allora Wagyu, io vi ringrazio ancora una volta, noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati qui con noi e settimana prossima sceglieremo le altre 2 persone da far entrare qui in live con noi. Troverete sulla mia bacheca il contest per questa settimana, che penso che sarà un video, e ci vediamo settimana prossima con Kevin, con tanti altri ospiti. Vi vogliamo bene, diciamo tutti quanti insieme ciao a you, vai Kevin, pure a te voglio sentirti dire Vai. Ciao a you! ciao a you, ci vediamo alla prossima live.